6 miliardi di euro all'anno spesi dai veneti in giochi e scommesse. Il dato in costante aumento vede la nostra regione al quinto posto nazionale per spesa in gioco d'azzardo, dopo Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna. Poco invidiabile podio invece per quanto riguarda lo specifico delle slot machine, che ci vede terzi a livello nazionale dopo le assai più popolate Lombardia e Lazio. Oltre ai piani regionali già varati negli scorsi anni per il contrasto alle ludopatie, l'assessore al sociale Manuela Lanzarina ha presentato in Consiglio una nuova normativa per cercare di arginare il fenomeno. Il problema del gioco d'azzardo e ludopatia è un problema molto serio, basta pensare ai numeri che ci sono in Veneto, sul fatto che noi stiamo dando indicazioni, anche la nuova legge regionale che è oggi in quinta commissione rimarca il fatto che le nuove sale devono essere posizionate lontane dai luoghi sensibili e sicuramente una scuola è un luogo sensibile, questo anche per rafforzare i regolamenti e le ordinanze dei vari sindaci.